mai se le mura del borgo vennero portate a terra, in quanto siamo in possesso di un documento importantissimo per questa pagina di storia, quando Guglielmo III di Narbona si trasferisce da Oristano a San Luri per prendere possesso della fortezza e prepararsi alla battaglia di San Luri del 30 giugno 1409. Varcai le antiche vie di San Luri in occasione della festa del borgo. Davanti alla cattedrale un uomo raccontava la battaglia di San Luri del 1409, la tragica fine del regno d'Arborea, ricordata come Sabbattalla de Seddori con la conquista del castello. Le strade, animate da mestieri antichi e da bancarelle colme di prodotti locali e attrezzi agricoli tradizionali, aratri, falci e utensili di ogni genere, sembravano riportarmi a un tempo sospeso, in cui il mondo contadino e quello cavalleresco ancora si intrecciavano. Le mani sapienti degli artigiani intrecciavano stuoie e palmette per realizzare scope. Camminando per le vie, i portali ad arco aperti al pubblico introducevano ad ampi cortili dove erano esposti strumenti agricoli e oggetti casalinghi dell'epoca. Tuttavia, l'attrazione maggiore che coinvolgeva suggestivamente il pubblico era la rievocazione del matrimonio tipico sanlurese. La donna ammatta, affacciata alla finestra del piano superiore sulla piazza, osservava i numerosi figuranti che intonavano i canti tradizionali dell'epoca, come il trallallera, accompagnati da balli e dalla musica di un abile fisarmonicista. Terminate le esecuzioni, il lungo corteo seguiva la promessa sposa che attraversava le vie del borgo, mentre ciascun figurante portava con sé i donni dei festeggiamenti.